Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Siamo ormai prossimi alla Pasqua, per cui risulta interessante capire cosa accadrà al tempo sul nostro territorio veneto. Iniziamo con una mappa in quota circa 5.500 metri, con la quale possiamo vedere due cose interessanti. Anzitutto la presenza di instabilità su buona parte dell'Europa centro-meridionale con i colori arancioni, che a noi interessa anche il nostro territorio, e poi con le linee nere possiamo vedere la disposizione in quota delle correnti da sud-ovest. Questo ci fa presupporre che il periodo che ci terrà e che ci accompagnerà nella Pasqua sarà caratterizzato da diffusa variabilità. Iniziamo anzitutto con la giornata di sabato, quando specialmente al mattino ci saranno delle precipitazioni sparse su buona parte del territorio, quota neve che dai 1200 salirà ai 1400 metri, qualche timida schiarita nel corso del pomeriggio. Arriviamo alla Pasqua, quando ai noi il tempo sarà un po' capriccioso. Direi che nella mattinata ci saranno precipitazioni soprattutto sulle zone montuose, sui settori più orientali del Veneto. Nel corso del pomeriggio qua e là qualcosa potrebbe diffondersi sul resto del territorio, e giungiamo alla Pasquetta, quando gli ombrelli saranno ancora necessari su tutto il territorio veneto. Direi che le aree più a rischio precipitazioni saranno quelle settentrionali, quelle montuose con quota neve attorno ai 1400 metri, e quelle più orientali. Il tutto condito da temperature che saranno in aumento durante la notte già a partire da sabato, mentre per i valori massimi non ci saranno cambiamenti degni di nota. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti una serena Pasqua e, se avete tempo e voglia, ci vediamo nel prossimo appuntamento.